Tedic, il club Palermo. D'altra parte invece il Sant'Isidro Bagheria non ha iniziato al meglio questa stagione, perché per gli uomini di Mister Tigari sono arrivate 2 sconfitte contro il 3M Calcio a 5. Che il gioco, Scarlata, cerca il passaggio ma non lo ottiene. Scianna con la punta! E poi si distende Paolo Mauro, non arriva però a toccare il pallone, il portiere. Marretta, Daricca, classica giocata con i passetti alla Daricca. Sul sinistro, può calciare, deviazione sul palo e poi la rifiuta di Casamento e ancora Gagliano. Infatti niente fallo, quindi nel frattempo Lupo è subentrato a Daricca con Saviano che invece si è dall'altra parte. Dunque fascia sinistra per Saviano, viene da Cincion e Poma, va di ritorno del Palermo, Saviano allarga per Mineo e Gagliano chiude la porta, grande parata da parte del portiere, giù Poma, tutto regolare, poi si riparte Mineo e un 3 contro 2, allarga il gioco per Saviano con la punta e vantaggio Palermo. Vincenzo Saviano si sblocca anche il campionato 1-0, abbraccio con Rizzuto, abbraccio con Mineo, abbraccio anche con Mauro, abbraccio con tutti il giovane arrivato quest'anno nella campagna acquisti del patron Messeri. 1-0 il risultato, si sblocca quindi la partita. Questa campagna estiva, Poma, palla al centro e poi Paolo Mauro si supera. Campagna Curtese. Scarlata, lo spazio con la punta. E non era male qui la conclusione, si era anche liberato bene dei compagni, solo con un barriera però. Lo schema, poi la conclusione di Moulet, da Ricamura e poi conclusione successiva. Aperto le gambe per conquistare il pallone. Sardina col sinistro, blocca in antico di Saviano, fa attaccare la porta, Saviano con la punta e Gagliano subito mette attenzione, chiede forse il cambio Gagliano. Marretta, Saviano ancora una volta, Poma a placcarlo, Mineo salta tutti, poi sul sinistro, può calciare e il palo per esultanza di Gagliano che però tocca anche questo pallone, dunque calcio d'angolo, ma ci pensa un attimo, si ferma, fronteggia Fabio Mineo, Scianna centralmente, sempre Sciacchitano contro Daricca, si gira sul sinistro e calcia, deviazione, calcio d'angolo, vuole concedere il calcio d'angolo, quindi rimessa tra le con Daricca. Casamento vuole girarsi con la punta, è anche riuscito a farlo discretamente. Nel frattempo si sono scambiati di posizione proprio i due under, consapevole di recuperare il pallone, contropiede Palermo, Saviano con il destro, fortunato del Palermo calcio a 5 che trova quindi il raddoppio su questa idea di Vincenzo Saviano per cercare Casamento, deviazione che poi porta il doppio vantaggio, batte questo calcio d'angolo. Soltanto Sciacchitano in mezzo, di rigore, palla che passa Rizzuto e poi lontana Scarlata, favorisce sempre Sciacchitano che non trova però la via del gol. Vediamo se calcerà o se magari cercherà forse uno schema da quella distanza, potrebbe essere anche meglio forse. Invece va sulla conclusione, prende Guglielmini e palla che termina in calcio d'angolo. Corner, schema, lo sanno con la punta e prende il palo. Si è presentata così dopo la conclusione precedente il numero 2. Va benissimo, tanto Daricca fa benissimo anche nel conto di meta 2 maglie. Poi Guglielmini, controllo. Dopo aver ricevuto il pallone, Guglielmini cerca la porta. Palla che attraversa tutta l'area di rigore, c'era vicino Rizzuto, ma c'era soprattutto Gagliano che ha fatto scorrere il pallone. Sbaglia qui Saviano a legare il pallone, poi col sinistro calcia e palla che termina fuori, ma questa volta è stata un'occasione incredibile per ritornare in partita. Vicino a lui Marretta, ma anche Guglielmini. Daricca, lo schema per Guglielmini che cerca la porta. L'ha presa questa volta forse con poca convinzione. Guglielmini accetta bene il pallone, vuole calciare, poi con l'attacco per Saviano e Gagliano salva tutto. Non lo ferma, ma tutto regolare da parte di Daricca. Guglielmini con la punta, Daricca sul destro, poi col casco libera alla seconda palla, Guglielmini e la chiude il Palermo, esultanza verso la telecamera e poi abbraccio con tutti i compagni. 3-0 cara il tris. Daricca questa volta non ha sbagliato il dribbling più importante, ricordiamo oggi al Padon Bosco. Rizzo da poco del campo, Mineo rientra, Mineo le finte, Padon sotto di Mineo e con il petto per fare un super gol, la finisce la partita.
l'unica magia tentata da Fabio Mino, che voleva regalare al suo pubblico del Paladon Bosco un super gol dopo aver messo a terra Gaiano, poi un tocco sotto molto morbido